come sogni lenti e calmi. Il bosco si veste di toni caldi e avvolgenti, e tra le mani stringo il ricordo dei giorni. Cari amici di Venti del Territorio, ben ritrovati, buonasera a tutti. Siamo a Santa Maria di Feletto e siamo alla tradizionale sagra La Quarta di Ottobre, organizzata dall'omonima associazione. Vicepresidente Manlio Boscaretto, ben ritrovato Manlio, piacere averti qui. Grazie, è un piacere nostro Luigi di Tre averti weekend qua. dal 18 ottobre al 3 novembre e quindi tanta carne al fuoco, tanto per restare in tema. Abbiamo un bellissimo programma, grazie per l'ennesima volta che ci sei venuto a trovare, ormai sei un nostro fedele ospite e abbiamo il piacere di proporre queste 3 settimane di festa, di intrattenimento, in cui otterremo momenti ludici, tanta buona cucina con prodotti tipici del territorio e soprattutto tanta voglia di divertirsi e stare assieme grazie a questi fantastici collaboratori. Cerca di funghi che l'erba vuole nascondere. La sera si avvicina. Manlio, parlavamo poc'anzi a telecamere spente, un rinnovo del direttivo, tanta linfa nuova che è arrivata, quindi un grazie enorme a tutti questi volontari che ogni anno si danno da fare. Nella maniera più assoluta, è un orgoglio avere tanti ragazzi giovani che si impegnano, soprattutto in situazioni come queste, come quelle meteorologiche di questi giorni passati, che erano veramente critiche, e allestimenti come quelli che state vedendo adesso, che richiedono tanta pazienza e tanto lavoro, vengono messi a dura prova dalle condizioni meteo dei giorni scorsi. I miei ragazzi sono stati bravissimi e va un encomio speciale a tutta la squadra di lavoro. E siccome non vi fate mancare nulla, tantissime serate a tema, quindi naturalmente non te li ricordi tutti, però se vuoi elencare qualcosa. Assolutamente. Già cominceremo domani sera che abbiamo la serata del cinghiale, per proseguire poi le 3 domeniche, il 20, 27 e 3, con il nostro tradizionale spiedo d'alta marca, quindi abbiamo questa nomea di spiedisti assai validi, e inoltre il 24 avremo la serata della cena della costata, il 26 la tradizionalissima serata delle trippe con gli amici del gruppo alpini di Santa Maria San Michele di Feletto, e tutte le altre nostre serate con la griglia, che è sempre una pietanza che noi sappiamo ben gestire e ben preparare, con una moltitudine di offerte che spaziano dalle classiche posticine e salsicce a cose più impegnative, tipo la stratagliata che hai potuto assaggiare anche tu. Sì, è veramente una cosa buona, ve la consiglio davvero. E poi una volta a ogni occasione di festa della Quarta di Ottobre abbiamo anche una serata di pesce. Il 2 di novembre andremo con la tradizionale frittura, alternata a un baccalà fatto in maniera molto particolare dalle nostre signore e da un classico arrosto di pesce alla griglia. In cerca di funghi che l'erba vuole nascondere. Quindi un menù ricco, tante serate a tema, quindi vi consiglio di prenotare e chiamare i numeri che vedrete nel volantino e nei siti vari e social. Manlio, noi adesso sappiamo che sei impegnato in cucina perché la gente sta arrivando, noi gireremo ancora un po' qui intorno per riprendere le varie pietanze, le varie attività, ma non prima di averti lasciato gli ultimi secondi davanti alle telecamere per invitare fino al 3 novembre tutti i telespettatori a venire qui a Santa Maria di Feletto. Vi invito nuovamente a presiedere la nostra festa tradizionale della Quarta di Ottobre. Le serate sono quelle dal 18 al 3 di novembre. Abbiamo tantissime occasioni di poter far festa assieme, di mangiare buon cibo e di, come dire, saperci trovare attorno a un buon piatto o a un buon bicchiere di vino. Esatto, adesso facciamo un brindisi alla salute vostra. Alla salute. Io e Manlio vi salutiamo, però vi diamo appuntamento qui a Santa Maria di Feletto fino al 3 novembre. Le serate le avete poc'anzi sentite da Manlio, e sarà lieto con tutto il suo staff di ospitarvi e di darvi da mangiare e da bere. Noi vi lasciamo e facciamo un ultimo brindisi. Manlio, alla salute, buonasera. grazie amici. Che scalda ogni gioco, cammino tra foglie che il vento fa danzare, in cerca di funghi che l'erba
vuole nascondere. La sera si avvicina, il freddo ci avvolge, ma il calore del focolare ogni timore dissolve. Racconti di boschi, di antiche...